Tutti coloro che dicevano che SARS-CoV-2, il virus e quindi la malattia Covid-19, fosse solo una questione legata in modo particolare agli anziani e ai grandi anziani, probabilmente, non è ancora certo, però probabilmente avremmo l'ennesimo esempio contrario. La cautela è d'obbligo, ma gli elementi finora emersi dimostrano ancora una volta come il Covid resti un virus subdolo. Così l'epidemiologo Massimo Guerriero commenta il decesso del piccolo di 6 anni positivo al SARS-CoV-2 a Padova dopo una crisi respiratoria, episodio che interroga a poche ore dalla fine di buona parte delle restrizioni. Quasi ovunque da domani 1° maggio non servirà più il Green Pass, mentre la mascherina resta obbligatoria fino al 15 giugno solo sui mezzi di trasporto, nei cinema, teatri, eventi sportivi. Altrove è raccomandata, ma la parola d'ordine per l'esperto resta prudenza. È vero che abbiamo a che fare con un virus decisamente diverso di quello conosciuto 2 anni fa, ma essere cauti e essere, protettivi verso se stessi e verso gli altri, secondo me è l'unica strada da seguire, quantomeno sino all'autunno prossimo. Attenzione che deve rimanere accanto ai vaccini, quarta dose per i fragili in particolare. La convivenza per Guerriero è possibile, ma il virus non va sottovalutato. Non siamo ancora di fronte a un'influenza, a dirlo il numero dei decessi. In Italia stiamo registrando tutti i giorni un centinaio di morti. Ecco, tenete presente che mediamente in Italia muoiono circa 8.000 persone per la normale e banale influenza, come si dice, che tanto normale e tanto banale non sembra se appunto fa 8.000 morti all'anno. Se noi viaggiamo a 100 morti al giorno, capite bene che ancora, anche se il virus è molto depotenziato, come dicono certi, la mortalità può arrivare ad essere anche 10 volte superiore rispetto a quella dell'influenza.